Non accetteremo nessun tipo di ricatto, non permetteremo nessun tipo di disordine. L'ex caserma Serena di nuovo sorvegliata speciale. Voci insistenti di movimenti intorno alla struttura hanno spinto Gian Lorenzo Marinese, presidente della nuova facility, a segnalare a prefettura e forze dell'ordine il rischio che i migranti inscenino una protesta come quella di Cona nel veneziano, che ha portato centinaia di loro a vagare per giorni senza meta. Il timore serpeggia tra gli stessi operatori. A fomentare la mobilitazione sarebbero i centri sociali. Ai nostri microfoni i rappresentanti del Django avevano definito inevitabile nei giorni scorsi una protesta anche a Treviso. Il comune è ferreo. Osserviamo e monitoriamo costantemente e quotidianamente queste realtà. È evidente che quanto successo a Cona e Conetta non sono segnali che non possono non farci preoccupare. A Treviso non dovrà mai e poi mai capitare una cosa di questo genere. Manifestazioni, iniziative che turbino l'ordine, la quiete e la serenità di una comunità, abbiamo il dovere e l'impegno di bloccarle, anzi direi quasi di stroncarle sul nascere. Messaggio chiaro del vice sindaco anche a eventuali fomentatori, ma intorno all'ex Serena i residenti, i primi ad accorgersi dei movimenti sospetti, sono inquieti e per la Lega Nord c'è poco da stupirsi. Per noi la caserma Serena è sempre stata una polveriera pronta ad esplodere e prima o poi questo succederà. Del resto è figlia di una logica dell'immigrazione che ci ha sempre visti contrari, alla quale però ci ha obbligato il Partito Democratico e non credo che sarà il Partito Democratico a portarci fuori da questa logica dell'immigrazione.